Secondo alcune indiscrezioni, l'autore della rapina al bar Girasole, quello di via Umbria, di cui abbiamo dato notizia ieri, registrato dal figlio della titolare mentre compiva il suo folle gesto, sarebbe un pregiudicato uscito di galera pochi mesi fa, residente a Sottomarina con la moglie. Prima della rapina, l'uomo era già entrato e si era impadronito di una bottiglia di whisky con il medesimo modus operandi, ma addirittura prima di andarsene aveva urinato dentro al locale. Il tutto alla presenza del ragazzo e di almeno un cliente che ha assistito sbigottito. Non è ancora noto il nome di questo personaggio. È un meridionale, ha dichiarato il cliente che anche questa mattina era nel bar. A dire il vero ha usato un'altra espressione molto conosciuta. Si presume che l'uomo non sia stato arrestato in quanto evidentemente non c'è ancora la fragranza di reato. Il comportamento dell'uomo, oltre a essere evidentemente offuscato dall'alcol o da altro, evidenzia anche una sorta di comportamento razzistico. Avrebbe fatto la stessa cosa se il bar fosse stato gestito da italiani? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Oggi, 27 gennaio, è la giornata della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto ed è stato doveroso dedicare loro una serie di momenti che si sono svolti alla presenza delle autorità civili, militari, paramilitari ed ecclesiastiche. Molte le autorità istituzionali a tutti i livelli, rappresentate dal sindaco, presente il vescovo e tutte le associazioni d'Arma, presente anche il sindaco dei ragazzi per un virtuale scambio tra generazioni nel portare avanti la memoria del genocidio perché tragedie simili non possano più accadere. La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera più difficoltosa del solito oggi a causa del forte vento di Bora, poi dalla loggia dei bandi il discorso del sindaco Armelau e del sindaco dei ragazzi. Li troverete al completo sul link in descrizione. Da questa postazione riparata dal vento, i ragazzi della scuola media musicale Pellico hanno accompagnato con i loro strumenti i momenti clou della cerimonia. Si è passati poi alla posa della corona d'alloro presso il monumento ai caduti con benedizione del vescovo, il quale ha letto una toccante preghiera. Nei link troverete anche questa. Ai piedi tutti si sono diretti alla biblioteca civica Sabadino, dove una targa ricorda i nomi dei caduti nei campi di sterminio e dei dispersi, mai più tornati ai loro cari. Cerimonie semplici, ma parole che devono riecheggiare per non dimenticare gli orrori, per non dimenticare le persone che li hanno vissuti sulla propria pelle. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. All'indomani della presentazione all'aeroporto Marco Polo di Venezia del progetto di realizzazione del primo vertiporto del Veneto a Chioggia, il sindaco della città Mauro Armelau torna a parlarne. Delle infrastrutture che riguarderanno il vertiporto se ne occupa Urban V, società nata dalla collaborazione tra gli aeroporti di Venezia, Bologna, Roma e Nizza proprio per gestire la mobilità urbana nel futuro. Le potenzialità dei droni, abbiamo visto, possono essere molteplici, dal trasporto merci al trasporto persone, ma soprattutto trasporto in ambito sanitario, quindi medicinali urgenti o trasporto di organi per interventi salvavita. Molteplici le potenzialità, ma il fatto che si stia pensando al vertiporto non significa affatto, ribadisce il sindaco, che venga meno l'impegno nell'agire per risolvere le problematiche decennali della nostra viabilità ordinaria, la Romea in primis e poi il collegamento ferroviario con Padova e Venezia, il raddoppio dell'Arzerone, oltre che la messa in sicurezza di tanti tratti di strada che attraversano il nostro territorio. Il drone non va certo a sostituire l'utilizzo delle strade, ma Chioggia non può farsi trovare impreparata a questa sfida. Si tratta di un treno che noi non possiamo perdere. Non disperdiamo l'attenzione dal successo che sta suscitando questo progetto, un collegamento diretto
stretto non solo con l'aeroporto di Venezia ma anche con altre città, un orgoglio per Chioggia, un orgoglio per i cittadini e per le categorie economiche e turistiche. E conclude: il mio impegno è e resterà massimo, nessuna questione, in nessun ambito a partire dalla viabilità che riguarda la nostra città verrà lasciata indietro. Ti piacciono le scienze e l'informatica? Ami sperimentare, scoprire e fare esperienze in laboratorio? Ti incuriosiscono le innovazioni in ambito scientifico e digitale? Questo è l'indirizzo che fa per te. Nel liceo scientifico ad indirizzo Scienze Applicate troverai una solida formazione scientifica, potrai fare lezioni nei laboratori di informatica, chimica e fisica e cimentarti in progetti come il cielo come laboratorio in collaborazione con l'Osservatorio di Asiago, corso di robotica di base avanzato, progetto Nerd, non è roba per donne, in collaborazione con l'Università di Padova, giochi d'Archimede, giochi d'autunno, Olimpiadi della fisica e della matematica e progetti di PCTO in collaborazione con enti e associazioni del territorio nell'area della sostenibilità ambientale e nella ricerca. Progetti PCTO in corso, Life Lagoon Refresh con ISPRA, la Laguna entra in classe con UniPD e CNR. Allo stesso modo riceverai una ricca preparazione umanistica e linguistica con possibilità di sostenere le certificazioni linguistiche. Potrai quindi al termine del percorso operare qualsiasi scelta per il tuo futuro in ambito lavorativo e universitario. Per la giornata della memoria, questa mattina alcune classi delle scuole superiori hanno potuto assistere a uno spettacolo a tema, Come sorelle, il titolo, presentato all'Auditorium San Nicolò grazie ad Arte Venn. Realizzato dalla compagnia teatrale Mattioli, parla dell'Olocausto, visto attraverso gli occhi di coloro che al tempo erano bambini, un ripercorrere quel periodo storico tragico che ha portato allo sterminio del popolo ebraico. Mostra la normalità, la quotidianità stravolte da cambiamenti difficili da comprendere e il tragico epilogo della storia. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Ciao gli amici di Chioggia Azzurra. Questa notte ci è andata bene. L'asteroide BU 2023 è passato a soli 3500 km dalla Terra, ma senza far danni. Non era molto grosso, come una giraffa o come una grossa mucca, ma quello che mette un leggero senso di inquietudine è che era stato avvistato solo una settimana fa e quindi se la sua fosse stata una rotta di collisione ci sarebbe stato poco tempo per deviarla. In realtà noi abbiamo due sistemi di protezione dai corpi celesti indesiderati. Uno è naturale ed è costituito dai due giganti del sistema solare, Giove e Saturno, che prendono in un abbraccio che non lascia scampo i corpi celesti indesiderati e li fanno schiantare sulla loro superficie gassosa, oppure li rilanciano come con una fionda nello spazio profondo. E il secondo, quello artificiale, è quello che è stato messo a punto e sperimentato con successo dalla NASA nello scorso settembre e che ha colpito una coppia di asteroidi a 11.000 km di distanza dalla Terra, facendone deviare la traiettoria, con un proiettile spaziale scagliato alla velocità di 24.000 km all'ora. La storia dell'uomo e degli asteroidi comincia 66 milioni di anni fa, quando un grosso sasso proveniente dallo spazio si è schiantato nella penisola dello Yucatan, nel Golfo del Messico, causando l'estinzione dei dinosauri. Qualcuno dice non tutto il male viene per nuocere, perché l'acidificazione degli oceani che ne è conseguita ha permesso di assorbire la CO2 in eccesso che era stata scagliata nell'atmosfera, causando un effetto serra disastroso, da un massiccio vulcanico nell'India centrale, e trasformando così, con i due effetti combinati, il pianeta Terra in poche centinaia di anni nel paradiso terrestre per i mammiferi e per l'uomo.
Incrociamo le dita quindi, aspettando Apophis, l'asteroide gigante che dovrebbe passare vicino alla Terra nel 2036. Ma avremo altre volte per parlarne. Ciao Andrea. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.